Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, siamo arrivati a lunedì 29 aprile 2019 e replay come al solito ogni lunedì insieme a voi. Parleremo di quello che è successo nell'ultimo turno di campionato di Serie B, della sconfitta del Cosenza nell'anticipo per 4-2 a Benevento, al Vigorito. Parleremo della bella impresa della vittoria del Crotone in trasferta per 4-1 a Venezia. Poi nella prima parte avremo una telefonata con la redazione della Gazzetta dello Sport, corresponsabile del calciomercato Carlo Laudisa, e nella seconda parte parleremo della Serie C, di quello che è successo ieri in Serie C con la vittoria del Rende in trasferta a Viterbo per 3-1, dell'impresa anche della Regina che ha conquistato i playoff dovendo poi giocare, lo spiegheremo, nell'ultimo turno contro il Matera, però ahimè il Matera ormai è stato cassato da tempo e quindi avrà il 3-0 a tavolino, Regina matematicamente nei playoff. Parleremo anche della sconfitta del Catanzaro che ha buttato alle ortiche 2 rigori, il primo con Fischinaller, il secondo con Bianchimano, e della sconfitta appunto nel derby con la Regina della Vibonese. Io vi presento subito gli ospiti di questo pomeriggio, grazie ad Alessandro Russo che è ancora con noi della Gazzetta dello Sport per essere qui, grazie al nostro collega amico Pippo Gatto di nuovacosenza.com, nonché nostro collega e collaboratore della trasmissione. Pippo, lo vuoi ricordare tu? Anche per lo sport come ogni venerdì alle 16:30 su Ten. E direi di dare la copertina alla Morrone, la Morrone che ha vinto il campionato di promozione, ieri ha conquistato l'eccellenza battendo in trasferta la Vigor Lamezia per 2-0 ed è oggi con noi il capocannoniere con 20 rete della Morrone Calcio degli Amaranto, appunto Luca Ferraro. Grazie Luca. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie per aver accettato l'invito, complimenti ancora una volta. E allora, la new entry della scorsa settimana è ancora qui con noi, è la nostra Stella Battaglia. Grazie Stella. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti ad una nuova puntata di Replay. Un caloroso saluto a chi ci segue da casa e un ringraziamento speciale per chi in questi giorni ha apprezzato la mia presenza in questa trasmissione. Ma entriamo subito nel vivo del programma leggendo in prima battuta i risultati e la classifica del campionato. La regia può mandare la videata? Eccola qui. Ecco i risultati di Serie B, ve li annuncio immediatamente. Benevento batte Cosenza 4-2, Cittadella Ascoli 2-2, Cremonese Foggia 1-0, Lecce Brescia 1-0, Livorno Palermo 2-2, Pescara Verona 1-1, Salernitana Carpi 2-5, Spezia Perugia 1-1, Venezia Crotone 1-4. Adesso vediamo se ci mandano la classifica. Sì, la classifica generale della Serie B, perché ieri sera c'è stata una partita veramente bella, bellissima, poi ne parleremo anche con Alessandro e facciamo i complimenti al Lecce Calcio che ha battuto il Brescia per 1-0 con un gol di Tabbanelli, di questo ragazzo che era appena entrato, aveva sostituito Taxidis, appena entrato ha fatto gol, ha regalato 3 punti pesantissimi alla formazione appunto leccese e del DS Meluso in particolare, che se non dovessero esserci scossoni grossi, ma penso proprio di no, Brescia e Lecce io li vedo già in Serie A. Allora vai. Allora vediamo di nuovo la classifica. Ok, benissimo, ecco la classifica di Serie B, al comando Brescia e Lecce con 63 punti, a seguire Palermo 58, Benevento 56, Pescara 51, Verona 49, Spezia 47, Cittadella 46, Perugia 46, Cremonese 45, Ascoli 43, Cosenza 42, Salernitana 38, Crotone 37, Venezia 33, Livorno 32, Foggia 31, Carpi 29, chiude la classifica il Padova con 26 punti. Grazie Stella. Allora direi, siccome poi ci deve lasciare il nostro amico capocannoniere della Morrone Luca Ferraro, possiamo introdurre questo discorso Morrone. Grazie intanto all'addetto stampa Antonio Clausi che è dietro le quinte, che ti ha accompagnato. Allora, che campionato è stato questo della Morrone? E poi questa cavalcata vincente quasi, perché sul finire poi del campionato avete avuto qualche piccolo problema, se non mai. Sì, diciamo è stato un campionato tra alti e bassi, siamo stati più alti che bassi, appunto siamo partiti bene, siamo stati in cima fino a febbraio, poi a febbraio abbiamo avuto un calo, non so, direi fisiologico,
e siamo andati a -10 dalla vetta, appunto nello scontro diretto contro il Sambiase. Ecco qui vediamo qualche... Dopo la sconfitta del Sambiase, Anche contro il Sambiase... Tranquillo, puoi continuare tranquillamente, qui vediamo qualche... Dopo la sconfitta con il Sambiase ci siamo riuniti, abbiamo detto che ci dovevamo porre l'obiettivo di guardare domenica dopo domenica e di provare a vincere tutte le partite. Così è stato e ci siamo ritrovati primi, addirittura +4 dal Sambiase. Com'è stata la partita di ieri? Insomma, una partita importante, Un valeva susseguirsi di tutta una emozioni. stagione, o no? Sì, è stato un susseguirsi di emozioni perché io sono di Lamezia e ho vinto il campionato proprio nella mia città, è stato bellissimo. Tra l'altro ho segnato anche il gol dell'1-0. È stato bellissimo davvero, sono ancora elettrizzato. Immagini di repertorio. Allora Alessandro Russo, cosa vogliamo dire? Vogliamo fare diciamo che intanto della Morrone, i complimenti? È una squadra storica di Cosenza, diciamo la seconda squadra di Cosenza, ricordiamo i fasti trascorsi della Morrone, quindi è sempre una buona notizia quando un club che si è riorganizzato riesce a dare una vittoria alla città e a dare anche una categoria diversa, anche perché c'è entusiasmo, una società organizzata, quindi un plauso a questo club che è riuscito a vincere il campionato. Pippo, aggiungimi qualcosa su questa Morrone. Salutiamo tutta la dirigenza, in particolare poi Marco Chiappetta che è il vostro presidente, mi pare, no? Appunto, Marco Chiappetta è il motore, l'anima di tutta questa società, questa squadra, 4ª vittoria di fila di campionato, sono 4 stagioni che la Morrone domina i campionati minori calabresi, adesso si affaccia in un campionato importante, l'eccellenza che potrebbe portare a traguardi ancora più ambiziosi. Marco Chiappetta lo conosciamo per la sua ambizione, tifoso accanito del Cosenza e soprattutto sportivo e amante del calcio. La maglietta che hanno messo ieri festeggiando la dice tutta, loading 55% e ancora non avete visto nulla, c'era scritto sulla maglietta, significa poi lo facciamo spiegare che i traguardi, a Ferraro. Ci sono altri traguardi nel futuro. Io chiederei a Ferraro che faranno l'anno prossimo. Possiamo tornare in studio, grazie per le immagini. Allora chiediamo a Ferraro due domande, una quella di Pippo, che cosa farà l'anno prossimo, no? Da grande tra virgolette, e poi quello che ha detto, vogliamo spiegare questa percentuale sulla maglietta ai telespettatori? Ma innanzitutto la percentuale penso stia a dire l'ambizione che ha questa società di arrivare, penso, almeno in Serie D, quindi loro sono partiti 4 anni fa, come dicevamo prima, dalla 3ª categoria e hanno scalato terza, seconda, prima promozione, quindi loading sta a dire arrivare in Serie D, penso, 55%. Siamo solo al 55%, ecco. Per quanto riguarda l'anno prossimo, sicuramente si sono create le basi per il futuro, per il prossimo anno di rimanere qui alla Morrone, però ora vedremo, ora stiamo ancora festeggiando. Penso poi nelle prossime settimane ne parleremo. C'è una domanda di Stella Battaglia prima di introdurre la Serie B, alla quale ti faremo partecipare anche per quanto riguarda la prima parte, dirai anche la tua sulle squadre calabresi, certo, quindi su Cosenza e Crotone. Vai Stella per il nostro Ferraro. Allora Ferraro, una domanda per te. Quali sono stati gli avversari più duri del campionato della Morrone? Sì, direi appunto il Sambiase, che ci ha dato filo da torcere fino all'ultimo, e anche la Vigor Lamezia che abbiamo affrontato ieri. 2 grandissime squadre che si giocheranno i playoff insieme al Belvedere che è arrivata quarta, e niente, che vinca il migliore tra queste 2 squadre. Benissimo, grazie. Ok, grazie. Allora io direi, dunque, intanto salutiamo Enzo Leonetti in regia, oggi pomeriggio alla Camera c'è Massimo Fino, Franco Camposano e Luca Chitto alla messa in onda. Io direi di andare a vedere gli highlights di quello che è successo venerdì sera nell'anticipo tra il Benevento e il Cosenza. Lo ripeto, il Benevento ha vinto per 4-2, quindi chiediamo ad Enzo Leonetti di mandare gli highlights e poi entreremo in studio per il solito dibattito. Grazie. Spengono al Vigorito i sogni playoff del Cosenza, che dura solo un tempo con il Benevento, e poi nella ripresa le streghe dilagano e consolidano il 4º posto in classifica, rafforzando le ambizioni per il salto di categoria. Eppure i rossoblù, spinti da oltre 700 tifosi al seguito, hanno mostrato le unghie e i denti, soprattutto nella prima fase del match, e dopo aver subito in 3 minuti la rete di Bandinelli prima e Caldirola poi, prima del riposo riescono a rimontare, ristabilendo l'equilibrio con la rete di DS16 al 38esimo, ben appostato e bravo a ribadire in rete dopo il colpo di testa di Embalo finito sul palo, e al 44esimo con Tutino che fa tutto da solo,
manda in tilt la difesa giallorossa, entra in area e mette a segno il 2-2. Secondo tempo è tutto dei padroni di casa. Perina viene chiamato sin da subito agli straordinari, ma non può nulla all'8° sulla deviazione fortunosa di Armenteros, complice un'ingenuità difensiva di Irstov. Braia corre ai ripari e prova a cambiare qualche pedina, ma il pallino del gioco è tutto dei Sanniti. L'unico sussulto lo regala Tutino, che al 32° va vicino al pari con un colpo di testa da posizione defilata respinto sulla linea di porta da Tello, che purtroppo non possiamo mostrarvi perché non compare nelle sintesi messe a disposizione dalla Lega. Gol sbagliato, gol subito, e al 36° Insigne grossa sulla testa di Coda, che deve solo spingere in rete. Un'azione forse viziata da un fuorigioco che il direttore di gara non riscontra. Finisce così, ma per il Cosenza non c'è tempo per rimuginare, perché mercoledì c'è un'altra sfida, l'ultima stagionale al Marulla con il Venezia. Ok, allora ringraziamo Anna Franchino che ha confezionato il nostro servizio. Allora lo introduciamo, perché poi vi anticipo che avremo una intervista in esclusiva con Carlo Sembalo, che ci ha rilasciato prima di andare in onda, perché in questi minuti c'è la ripresa degli allenamenti da parte del Cosenza Calcio. Alessandro. Cosa dire? Una bella partita sicuramente dal punto di vista tecnico, una gara vibrante che ha divertito gli spettatori. Al Vigorito ci sono state tante emozioni, due squadre in palla, il Cosenza con le sue caratteristiche, tecnica e volitiva, con la testa abbastanza spensierata sotto alcuni punti di vista, dall'altra parte un Benevento che quando ha accelerato, per così dire, ha mostrato tutta la sua forza tecnica e atletica. E proprio qui il gap che si è evidenziato tra le due squadre nei momenti topici della gara. Il Benevento ha fatto leva sulla forza fisica di alcuni giocatori e anche su alcune giocate davvero autoriali, se mi passate il termine, perché poi alla fine dei conti, riguardando il film del campionato, Palermo, Brescia, Lecce, Benevento mi sembrano di una spanna superiore agli avversari. Anche il Verona ha una buona cifra tecnica, poi il Pescara anche in questa partita si è evidenziato. Il Cosenza ha fatto il suo, ha cercato di mettere tutto quello che aveva in campo, non era facile, vista anche la differenza tecnica tra le due squadre, ma era riuscito addirittura a fare un 1-2 davvero magistrale del pareggio. Poi nel secondo tempo la forza del Benevento e un Cosenza che ha commesso alcuni errori, soprattutto sui calci da fermo, ha consentito alla squadra beneventana di vincere 4-2, seppur con un 4-2 in fuorigioco. Da segnalare, secondo me, una prova magistrale di Gennaro Tutino, che è stato l'uomo in più della partita per quanto riguarda il Cosenza. Qualche errore difensivo, Braia nelle interviste ha detto che il Cosenza ha fatto tutti gli errori, una somma di errori che aveva fatto nell'intero campionato in una sola partita. Grazie ad Alessandro, che ricordo era al Ciro Vigorito di Benevento, così come c'era anche il nostro Pippo Gatto. Allora Pippo, concordi con quello che ha detto Alessandro, poi sentiremo anche Luca Ferraro, perché poi ci dovrà lasciare. Assolutamente sì, il Cosenza ci ha provato e ci ha provato, tant'è che sotto i 2 gol inaspettatamente dobbiamo anche dire che non meritava assolutamente di prendere quei 2 gol, uno addirittura viziato da un fuorigioco che probabilmente non c'era, ma che ha visto la difesa completamente bloccata, la difesa che durava da 330 minuti, l'imbattibilità di Perina è arrivata a Benevento con tutte le migliori intenzioni, però si è distratta probabilmente dalla sua guida Dermacu, che con queste sirene di mercato di Serie A probabilmente non aveva quella serenità necessaria per affrontare una torpedine come quella del Benevento, che ha col suo organico, l'ha detto Alessandro, nessuno lo discute, un Coda a 19 gol, che vabbè, ha fatto pure quel gol, ma alla fine, voglio dire, ha una squadra, un organico di categoria che merita il posto che occupa in classifica. Il Cosenza non ha assolutamente demeritato, è andata lì a giocarsela, ci ha provato, ovviamente
la differenza l'hanno fatta gli errori, così come ha sottolineato Braglia, ma soprattutto il Cosenza ha mostrato capacità, ha fatto vedere i muscoli, nel senso che fino a che ha retto, e come al solito purtroppo il limite c'è stato, nel senso che l'ora e 10 del Cosenza fino ai 70 minuti, come è successo in altre partite, il Cosenza tiene molto bene l'avversario, poi c'è questo calo nel finale che alla fine non hai, come dire, magari quel passo che possono in altre squadre lo paghi, però in fin dei conti il Benevento sta terzo quarto in classifica, il Cosenza a metà classifica 10 punti, la differenza della classifica in campo ci stava tutta quanta. Dobbiamo fare i complimenti a Braglia per come ha condotto tutta questa stagione, ma per come ha portato la partita e ha portato a casa questa quasi promozione, manca solamente un punto, e per come questa salvezza. Siamo, come dire, soddisfatti. Io penso, gli ho fatto anche i complimenti a fine gara per il campionato e per la partita, perché comunque andare a Benevento e giocarsela così fieramente a testa alzata non è da tutti. Il Cosenza l'ha fatto lo stesso, lo ha fatto a Verona, lì è riuscito a prendersi il punto, lo ha fatto con il Lecce, lo ha fatto con il Pescara, squadre che hanno organici non come quelli del Cosenza, ma poi degli organici ne parleremo più avanti. Benissimo, allora grazie Pippo Gatta. Allora vogliamo dire due cosine prima di andare via, prima di lasciarci, caro Luca Ferraro, sul Cosenza e sul Crotone. Sì. Immagino che avrei seguito i rispettivi campionati. Sì, come no, le seguo. Per quanto riguarda il Cosenza, faccio i complimenti alla società perché è diventata una realtà bellissima della Serie B. Ha dimostrato di poter giocare alla grande contro tutte le squadre, anche quella prima della classe come il Brescia. Per quanto riguarda la partita Benevento, è andata sotto di 2 gol e ha reagito benissimo, è riuscita anche a riprenderla, però poi, come hanno detto prima, c'è stato un calo fisico durante il secondo tempo e è venuto fuori questo brutto risultato. Però appunto credo e spero si riesca a salvare senza problemi, manca solo un punto, hanno detto prima. Infatti. Davvero complimenti perché è una bellissima realtà. Per quanto riguarda il Crotone, piccola delusione quest'anno, cioè si pensava potesse fare un campionato diverso, però sono riusciti a recuperare anche loro, spero si riescano a salvare anche loro, appunto. Grazie a Luca Ferraro, che poi ci dovrà lasciare. Io direi di andare ad ascoltare Piero Braglia, quello che ha detto al nostro amico Pippo Gatta e agli altri colleghi che erano in sala stampa venerdì sera al Vigorito di Benevento. Partiamo e sentiamo Braglia. Grazie. Cosenza ha fatto la partita che si doveva fare, mi dispiace per i ragazzi che ci hanno provato, però oltre il gol fuori gioco, che è quello che l'ha messo Insigne per coda, che era il quarto, cioè la partita si poteva tenere aperta fino alla fine. Mi è dispiaciuto veramente per i ragazzi, perché poi oggi hanno fatto tutti gli errori che in un anno non hanno fatto, e questo mi è dispiaciuto, però ci sta, i ragazzi hanno fatto la partita, primo tempo per 21 minuti gli si è nascosto la palla, perciò poi dopo il gol ci sono anche loro, sono forti, si sa, però bisogna essere contenti di quello che abbiamo e di quello che abbiamo fatto. Contenti di quello che abbiamo e di quello che abbiamo fatto. Stella Battaglia. Alessandro Russo, cosa ne pensi di quello che ha detto Braglia? Va bene, come al solito non la manda mai a dire, parla chiaro e tondo e tra le altre cose descrive anche la sensazione generale della partita, che la squadra ci ha provato. Questo Cosenza, io ascoltavo prima quello che diceva Pippo e condivido, mi ha fatto viene fuori una riflessione. Il Cosenza gioca sempre al massimo, cioè per arrivare ad essere competitivo contro le altre squadre spara a 1000 i primi 70 minuti. Non appena cala un po' fisicamente esce fuori qualche sbavatura oppure qualche difficoltà. È evidente che non si può avere tutto da una squadra che, lo ricordiamo, prima della gara di Crotone nel girone d'andata aveva 8 punti, ha fatto 34 punti, una rimonta eccellente, delle vittorie anche insperate, forse se pensiamo alle gare interne contro il Cittadella, la Cremonese, la vittoria rocambolesca ma in un certo senso meritata contro il Carpi, la vittoria contro il Crotone, la vittoria contro lo Spezia, sono tutte partite significative che danno il polso di come Braglia realisticamente
plaude alla squadra, c'è il rammarico, come si può dire, un po' di emotivo, no? Di una squadra che forse 4-5 punti in più poteva averli, ma poteva anche, se ci pensiamo bene, per alcuni episodi tecnici, senza parlare di qualche errore che c'è stato in alcune decisioni, se ritorniamo all'utilizzo della VAR per la Serie B, che vale per tutte le squadre, non vale solo per il Cosenza, perché molte squadre sono state penalizzate in tal senso. È palese che il Cosenza ha fatto il massimo e ha ottenuto un grandissimo risultato frutto del lavoro egregio di Braglia, dei ragazzi, della società e del direttore sportivo Stefano Trinchera, con un evidente autoapplauso che l'ambiente deve farsi, perché ha dimostrato quella maturità che Braglia invoca nella festa finale, nel senso che questa stagione è davvero una prova autoriale di come si debba gestire un campionato, anche nelle difficoltà, perché il risultato è eccellente se si pensa a come era presa nella prima parte del campionato, è buono e ottimo se si pensa alla fase intermedia, è buono e anche discreto, diciamo con qualche rammarico, se si pensa alle partite tipo il Foggia e il Livorno, che potevano essere dal Cosenza gestite diversamente, ma ritornati in B con grande umiltà si è rivisto il Cosenza competitivo che tutti amavano, e da questo si deve ripartire con una programmazione che dovrà tenere conto di quello che succederà rispetto ai tanti prestiti che ci sono dei giocatori. Pippo, allora hai introdotto un argomento interessante, tra poco andremo poi in pubblicità, ascolteremo Carlo Laudisa, grazie anche ad Alessandro Russo, ci metteremo in contatto con la redazione della Gazzetta dello Sport. Dicevo che Alessandro Russo ha introdotto un argomento interessante, programmazione, vogliamo partire da Trinchera, un biennale firmato qualche settimana fa, Braglia che sembra lì per firmare anche lui probabilmente un annuale. Che programmazione alla luce anche dei tanti prestiti, perché il Tutino è in prestito, ce ne sono tanti, no? Il Palmiero in prestito, Embalo, poi li sentiremo, in prestito, Del Mago in scadenza di contratto e tanti altri ancora in scadenza di contratto. È chiaro che il lavoro per Stefano Trinchera, che salutiamo perché so che ci segue spesso, di certo non mancherà. Te la parola. Beh, Trinchera ha fatto un grandissimo lavoro, bisogna fare i complimenti, sottolineo con matita blu quello che diceva nel senso positivo, non come errore. Allora lo evidenzi, lo evidenzi. È esaltativo, se vuoi, usami, se usiamo questa sorta di aggettivo. Voglio esaltare il lavoro di Trinchera, perché Trinchera, al di là di tutti quanti i discorsi che si sono fatti su di lui, ti ha portato alla fine un organico che è competitivo. Il problema qual è? Che questo organico ha molte, come dire, non dico lacune, ma ha molte falle da tappare, cioè, c'è da mettere a posto diverse cose, per il semplice motivo che a giugno molti contratti, molti giocatori che sono in prestito andranno via, il Cosenza dovrà rifarsi il look, perché passata l'entusiasmo, la passione, non dimentichiamo che questa squadra ha giocato con 9 undicesimi della squadra l'anno scorso, 9 giocatori su 11 sono giocatori di Serie C, che hanno fatto bene e mi fermano, e stanno facendo bene, sì, mi fermano, allora ne parliamo dopo, c'è la pubblicità, Franco. Andiamo in pubblicità, ci vediamo fra un po'. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E allora, Stella, la seconda parte. Allora, bentornati a tutti voi in studio. Abbiamo salutato Luca Ferraro, l'attaccante del Morrone Calcio, per impegni presi precedentemente al nostro invito. La parola a te. Franco. E allora, stava terminando il concetto Pippo Gatto, poi ci hanno tagliato alla regia. Pippo, nel frattempo io prego la regia di mettersi in contatto con la redazione della Gazzetta dello Sport, nella fattispecie Carlo Laudisa. Vai. Beh, giusto per concludere il concetto, sembra il concetto che rimaneva appeso, perché il Cosenza ha fatto una grandissima stagione. Il presidente Guarascio è stato molto bravo a organizzarsi e a fare questo rientro in Serie B molto difficile. Sento l'eco della telefonata? Sì? No? No. E allora a organizzarsi per questa Serie B fatta realmente con i crismi, perché il Cosenza, non dimentichiamo che
come ricordava poco fa Alessandro, a novembre era con 8 punti, ha viaggiato fino alla fine di novembre, dopo ha trovato questa serie di 3 partite, ha viaggiato fra il quintultimo e il sestultimo posto, poi si è piazzato nel 10° posto, 11° posto della classifica, addirittura arrivando a 2 punti dei playoff, e non l'ha più mollato il centro classifica. Questo è un pregio e bisogna fare l'elogio a Braglia per come ha condotto la stagione, per come ha portato avanti l'organico che aveva, però lo ripeto, l'entusiasmo che lo si è dimostrato, di nuovo mi fermano. Chiudere Pippo. E che ti chiudi? Il concetto è lungo, ne parliamo dopo. Va bene, Stella, vai Stella, dai, introduci la telefonata. Abbiamo al telefono Carlo Laudisa, responsabile calciomercato della Gazzetta dello Sport. Vediamo se è in linea. Sentiamo Pronto? un po' se è in linea. Pronto? Sentite? Pronto? Ok, Sì, grazie. Sento bene, buongiorno, un saluto a tutti. Buonasera signor Laudisa, grazie di essere intervenuto. La parola ad Alessandro Russo. Ma intanto benvenuto Carlo. Ciao. Diciamo Ciao. è un piacere davvero straordinario. Carlo mi pregio di essere stato avviato alla pratica del calciomercato dalla prima firma della Gazzetta, e quindi è un continuo conversare, ed è un piacere davvero ascoltarlo via telefono adesso nella trasmissione dove sono ospite. Allora, Franco Segreto, buonasera Carlo, grazie per aver accettato l'invito. Intanto io partirei dal Palermo, perché c'è questa novità del deferimento del procuratore federale. Cosa potrà succedere? Cosa si prevede con questo terremoto in casa Palermo? È una materia complicatissima, per cui rischio di dilungarmi. Come si sa, c'è questo deferimento che potrebbe portare a un commissariamento, ma i cui tempi sono tutti da definire. C'è un'udienza presso il Tribunale di Palermo che dovrà decidere anche sull'iter del futuro della società in questo percorso prefallimentare. Però dal punto di vista sportivo va anche detto che le pene, sì, questo si è già capito, non potranno avere un'efficacia sul campionato in corso, quindi saranno in via afflettiva, come si suol dire, per la prossima stagione. E questo già è un elemento di debolezza di tutto l'iter giuridico. E poi c'è un'altra norma che è stata appena introdotta, quella secondo cui non sono previsti i pescaggi da serie inferiore, per cui se il Palermo dovesse avere dei problemi nell'ammissione al prossimo campione di Serie A, una volta fosse promosso, il diritto spetterebbe alla terzultima della Serie A, in questo momento l'Empoli. Questo è il quadro di una situazione che rimane comunque evidentemente molto grave, a prescindere poi da quello che sarà l'esito in campo di questa appassionante lotta per la promozione. Carlo, a proposito di questa lotta per la promozione, ieri questa gara del Via del Mare Lecce-Brescia, decisa quasi sui titoli di coda, ha dato un via libera a Lecce che ora è padrona del proprio destino, mi sembra. Questa sì, è la novità saliente della giornata di ieri, perché il Lecce una volta tanto, forse solo a Cosenza era successo, riesce a risolvere una partita nel finale e in genere ha subito del rimonte. Invece in questo caso, segnato 10 minuti alla fine, contro un Brescia comunque molto roccioso, perché è stata una partita comunque equilibrata, perché il Brescia ha confermato di essere con merito in testa alla classifica, quindi è stata l'auspicio per chi supporta i colori delle due squadre che sia stata un'anteprima della prossima Serie A. Però adesso c'è questa immediata verifica, quella di mercoledì, con il Lecce a Padova, il Brescia in casa con l'Ascoli e il Palermo che ospita uno Spezia che comunque è abbarbicato ai playoff, quindi è una partita in cui alle 12:30 i liguri cercheranno evidentemente di guadagnarsi il pane per rimanere in corsa. Abbiamo Pippo Gatto di nuovacosenza.com. Pippo, una domanda per il collega. Volevo chiederti, ormai è assodato che Brescia e Lecce a mio avviso
hanno già staccato il biglietto per la Serie A e che il terzo posto probabilmente il Benevento addirittura se lo va a giocare con il Palermo. Non è un campionato esaltante, anche perché in coda praticamente di definito c'è ben poco, se non forse le ultime o l'ultima posizione, visto che il Carpi è rientrato prepotentemente nella lotta salvezza. Sì, è un campionato comunque che al di là dell'anomalia di 19 squadre ha espresso dei valori tecnici a mio modo di vedere comunque interessanti, perché al di là sia il Brescia che il Lecce sono delle mezze sorprese, o meglio, il Brescia a metà, il Lecce completamente, però alla vigilia c'era molta più attesa per il Palermo, per il Benevento, per il Verona e il Crotone stesso, che ha avuto una crisi profondissima, superata poi brillantemente in questi ultimi 2 mesi. Quindi diciamo che ci sono state tante sorprese, il Cosenza fa parte evidentemente di questa schiera e non è casuale secondo me che alla fine poi le squadre che l'anno scorso nel girone C della Lega Pro hanno dovuto evidentemente affilare le armi anche sul piano della combattività, dell'organizzazione, per poter poi primeggiare anche in Serie B, e quindi anche il Cosenza ha fatto evidentemente la sua parte. Alessandro, poi... Sì, rimanendo alla B, Carlo, rimanendo al settore di riferimento, Tonali sicuramente è il nome più in, quello più gettonato tra i giovani della B. Qui ovviamente i tifosi ovviamente parlano del genio di Tutino, di Palmiero. Quali sono i nomi che bisogna attenzionare in questo prossimo mercato che ormai è alle porte per la B e i giovani più in vista? Sì, purtroppo è un campionato che non ha messo in vetrina tantissimi giovani. Tonali ovviamente è un'eccezione perché è un 2000, nel Brescia c'è anche Cistana che sta facendo bene, ci sono dei giovani come Viviani anche che sono affacciati con maglia anche titolare che promettono molto bene. Poi guardandosi intorno, ecco, l'altro attaccante che ha fatto molto bene in questo 2019 è Moncini, che comunque già di proprietà della Spal, era scuola in Juve e ha dimostrato di avere evidentemente i requisiti del goleador, molto giovane. Tutino e Palmiero certamente tecnicamente hanno dalla loro molte potenzialità. Tutino è di proprietà del Napoli, no? Quindi vedremo poi nel caravanaggio del Napoli quali decisioni verranno prese sul suo futuro. Ok, allora io volevo aggiungere invece Diocherecche, che lo abbiamo avuto a Cosenza e con lo Spezia veramente si sta mettendo in mostra alla grande, ha segnato pure nell'ultimo turno dei campionati, ed Embalo che avremo con noi tra qualche istante. Embalo che sembra debba andare in una squadra dell'estero importante. Sì, perché il Palermo evidentemente sta cercando di trovare una sistemazione ai suoi talenti. Sì, Okereke è l'altra gemma di questo campionato, è stato nell'occhio del ciclone anche per la vicenda del tesseramento, ha offerte dall'estero ma anche dalla Serie A. Un altro giovane dello Spezia che ha mercato è il terzino Augello, che dovrebbe anche lui andare fuori in Italia. Sono questi i nomi più gettonati. Per quel che appunto riguarda Embalo, l'esperienza di Cosenza evidentemente gli ha fatto bene. Carlo, per concludere questo fine settimana un po' mediatico, con un po' di burrasche anche televisive, qualche dichiarazione fuori righe, anche la situazione di Gattuso che ovviamente fa parte del brand Calabria ed è molto attenzionato in queste ore. Credo ci sia un vertice, mi sembra di aver visto anche sul sito della Gazzetta, con un incontro con la dirigenza. Rino mi sembra che debba rimanere al comando del Milan ancora. Fino a fine campionato sì, non si intravedono decisioni immediate e brusche, però in casa Milan c'è area di grande rinnovamento, quindi bisogna aspettare, capire quali decisioni verranno prese. La proprietà Elliott è ambiziosa, però è chiaro che senza la Champions tutto è più difficile, per cui
il feeling con Antonio Conte è noto da tempo, ma Antonio Conte potrà essere attratto al progetto Milan, così come Sarri o Jardim. Ecco perché hanno cittadinanza anche le candidature di Francesco e lo stesso Giampaolo. Comunque il Milan dovrà cambiare faccia in maniera sostanziale, perché comunque anche i conti del mercato non sono evidentemente soddisfacenti. Grazie, allora ringraziamo il collega Carlo Laurisa, grazie e buon lavoro, grazie per essere intervenuto e grazie ad Alessandro Russo. Ma allora niente, il quadro è abbastanza evidente dal punto di vista privilegiato di Carlo, che guarda ovviamente al mercato internazionale, nazionale, poi ovviamente tiene a bada anche la B e i giovani. Il quadro mi sembra abbastanza evidente. Per quanto riguarda i nomi, quelli sono: per la B abbiamo Torregrossa, c'è ovviamente Tonali, i nostri, tra virgolette, due pupilli, i due del Napoli, sono tutti sub iudice per quanto riguarda le destinazioni. Il Cosenza ha un diritto di riscatto e controriscatto fissato poi per il Napoli per Palmiero, poi per Tutino è tutto da vedere. Sì, Moncini tra le altre cose è stato anche trattato dal Cosenza nel mercato invernale, un giocatore importante. Di proprietà della Spalla, lo ha detto. Proprietà della Spalla, giocatori discreti, buoni e finale su questo campionato che rimane ancora elettrico. Vero. Secondo me il 1° maggio, se il Palermo non batte lo Spezia, ci saranno scossoni, ci saranno scossoni ancora. Sicuramente ci sarà la possibilità, probabilmente per il Lecce, di chiudere in maniera anticipata questo discorso. Giù, bagarre fino all'ultimo secondo. Allora, grazie ad Alessandro. Noi prima di andare in onda abbiamo ospitato Carlos Embalo del Cosenza Calcio. Se siamo pronti dalla regia. Vediamo l'intervista di Embalo. Grazie. Carlos Embalo è qui con noi, giocatore del Cosenza, è arrivato nel calciomercato invernale proveniente dal Palermo ed è già diventato un beniamino dei tifosi rossoblù. 2 gol all'attivo per l'ex giocatore del Palermo, uno contro il Brescia, la sua ex squadra, e un altro contro il Crotone, che ha regalato 3 punti importanti al Cosenza. Allora Embalo, la salvezza è un tiro di schioppo? Sì, posso dire che è il nostro obiettivo, il salvezza. Però ancora non è finito, abbiamo una partita importante a casa che dobbiamo fare il massimo possibile 3 punti per stiamo un po' più tranquilli. Quando sei arrivato a Cosenza pensavi di trovare questo pubblico, questo ambiente così passionale che segue sempre la squadra sia in casa che in trasferta? Diciamo che è il vero 12° uomo, il pubblico del Cosenza. Allora, per quello che aspettavo non è questo, aspettavo una cosa altra, però è una grande sorpresa, sono molto felice, non ho mai visto una cosa del genere, per dire la verità. Sono contento, ho visto una tifoseria calda che sta sempre uniti con la squadra. Sono molto felice di fare parte di questa squadra e di aiutare a fare qualcosa, anche di dare qualcosa per questa grande tifoseria. A Benevento il Cosenza è riuscito a praticamente pareggiare e quindi si era messa bene la partita a fine primo tempo. Poi nel secondo tempo cosa è successo? Il Benevento è riuscito a vincere la gara per ben 4-2. Il Benevento è stato, posso dire che è stato meglio al secondo tempo. Il primo tempo abbiamo rimontato, è stato bello, abbiamo fatto, diciamo, bene, rimontare due gol. Poi il secondo tempo abbiamo baciato, abbiamo mollato un po', il Benevento è stato superiore, è stato meglio, per fare complimenti a loro, che è stato meglio a fare 2 gol. Quando sei stato sostituito e poi l'allenatore Braglia ti ha dato la mano e una pacca sulla spalla, grande fiducia di Braglia in Embalo e in tutto il gruppo del Cosenza. E che gruppo è questo rosso-blu? Allora, per dire la verità, la cosa più importante di una squadra è il gruppo. Un gruppo unito, quella è la cosa più importante di questa squadra Cosenza. Siamo forti come squadra, quella è la cosa più importante. Come Braglia è come un padre per tutti noi, perché ti dà fiducia, ti parla, ti dà motivazione, ti dà tutto. Quindi da quando sono arrivato qua sono felice di stare con lui, di fare tutto, perché lui mi dà non solo per giocare, anche consigli come persona, come uomo.
Il giorno 1° maggio ci sarà questa partita contro il Venezia, cosa ti aspetti? Sarà l'ultima partita in casa del Cosenza, considerato che poi si dovrà giocare in trasferta a Salerno e poi la squadra di Braglia riposerà nell'ultima di campionato. Sarà una partita bella, che abbiamo possibilità di guadagnare 3 punti contro una squadra. Sappiamo già che non essere facile, va a essere difficile, che vengo qua sicuramente per vincere. Anche noi dobbiamo fare tutti perché siamo a casa, ti servi 3 punti. Ti piace giocare più da seconda punta oppure da esterno in un 4-3-3? In verità io sono nato come esterno, mi sento più sciolto a giocare esterno, però sono in disponibilità di mister, dove mi fa giocare, io mi impegnerò, darò tutti per fare bene. Tu sei di proprietà del Palermo, sei arrivato in prestito al Cosenza, però hai dichiarato qualche tempo fa che sei felice qui a Cosenza, ti trovi bene. Per il prossimo anno cosa ti auguri? In verità non lo so ancora il mio futuro. Io cerco di finire bene fino all'anno, vediamo. Però non lo so, io sono felice qua, mi trovo bene qua anche con la mia compagna, anche in città, anche la mia famiglia sta bene qua. Però del mio futuro non posso decidere adesso. Ma ti piacerebbe restare a Cosenza, Embalo? Certo, è una squadra che posso dire che mi dà anche tanto, io voglio restituire qualcosa in più. Al pubblico di Cosenza cosa vuoi dire? La telecamera è tua. Ci sarò sempre, darò il mio massimo in tutte le partite come sempre. Spero di fare qualcosa in più per questa grande città e in questa tifoseria, anche per la mia squadra. Grazie Embalo. Grazie a voi. Stella. Benissimo, Alessandro Russo, cosa ne pensi di queste affermazioni di Embalo? Ma un ragazzo spontaneo, con gli occhi che gli brillano, con una tecnica secondo me sopraffina, deve credere ancora di più nelle sue potenzialità. Per fortuna che il Palermo lo ha mandato a giocare, perché poi Embalo e Sciaudone sono stati decisivi per la salvezza del Cosenza. Lo ribadisco una volta, decisivi con la D maiuscola, con i gol, con le giocate, con la frenesia, e bisogna essere onesti. Bravo Trinchera, bravo Cosenza ad aver ribaltato un Cosenza che dal punto di vista proprio tecnico, nonostante avesse già una sua idea di gioco, questi giocatori hanno alzato di molto il tasso tecnico e hanno consentito agli altri di esprimersi meglio. Embalo mi sembra un giocatore che ha grandi margini di miglioramento, non sarà facile tenerlo a Cosenza, bisogna vedere le evoluzioni. È evidente che lui sta facendo delle dichiarazioni molto chiare, lui non lo può dire proprio fino in fondo, ma lui vorrebbe rimanere. Pippo. Certo. A me Embalo visto che ascoltavi mi ha subito entusiasmato. con attenzione. Dalla gamba alla progressione che ha, alla visione di gioco, io non ho mai visto un esterno che alza la testa, e solo in Serie A ho visto giocatori del genere, che alza la testa, guarda l'uomo, guarda l'area, guarda la situazione, cambia il gioco dall'altra parte, cioè è un giocatore che non solo corre, ragiona, e ha una tecnica sopraffina, come giustamente sottolineato da Alessandro. È un giocatore che il Cosenza deve fare, Presidente, miracoli. Lui è Sciaudone, che ho fatto la stessa domanda a Sciaudone, quante possibilità ci sono di rimanere a Cosenza. Lui onestamente ha domandato, io torno a Novara e in Novara decido sul mio futuro. Io penso che il Cosenza a questo punto debba organizzarsi, dobbiamo fare i complimenti per quello che ha fatto fino ad oggi il Presidente Guavarascio, per gli investimenti che ha fatto. Sicuramente è riuscito con un campionato, come dire, guardando il millimetro, guardando la cassa, così va fatto, perché non corre il rischio di quello che è successo l'anno scorso a Bari, dove stipendi straordinari si è saltato in aria. Complimenti per la gestione economica del Cosenza, ma adesso un avviso va fatto, un qualcosa. Presidente, va fatto un investimento sui giocatori, perché l'anno prossimo l'entusiasmo che abbiamo avuto quest'anno della Serie B non ci sarà, sarà bisogno di avere una formazione capace di affrontare la Serie B, perché sennò si corre il rischio di saltare il banco e far svanire questo sogno. Vanno fatti investimenti adeguati, oculati, e a mio avviso su di tutti, vista anche la disponibilità, Embalo e Sciaudone, che vanno riconfermati immediatamente. Ovviamente per Embalo c'è da aspettare come finisce a Palermo, ma quanto si capisce penso che qualche possibilità ci sia. L'importante è avere un buon organico per affrontare la stagione, visto anche che con Braglia, con gli uomini che ha avuto, è arrivato a 2 punti dai playoff, non lo dimentichiamo.
Alessandro, vuoi aggiungere qualcosina prima di andare a vedere quello che è successo a Venezia, tra il Venezia e il Crotone? Introduciamo il Crotone. Ma cosa c'è Sei da dire? d'accordo? Intanto, no, perché molti ci scrivono, scusami, tra i tanti, io anche il nostro amico Giuseppe Tomasi, che scrive sempre, dice è stato relativo il risultato di Benevento, pensiamo ora al futuro, quindi ha introdotto il discorso di Pippo via WhatsApp. Salutiamo sicuramente Giuseppe. intanto bisogna chiudere il campionato e fare il punto della matematica salvezza, perché va fatto in ogni caso. Il Cosenza, lo abbiamo detto prima, ha una base, come si può dire, emotiva, tattica, poi gli interpreti possono anche mutare, anzi dovranno mutare alcuni interpreti, perché poi questi giocatori, lo abbiamo detto più volte, meritano un grandissimo applauso per quello che hanno fatto, hanno giocato al massimo, con grande caparbia, con forza e anche con classe alcune partite, perché il Cosenza ha fatto divertire. È evidente che ci sono un sacco di prestiti, Tutino, Palmiero, Sciaudone, Embalo, Maniero, Bittante, insomma sono tutti giocatori, anche lo stesso Bittante, un giocatore testa alta, un giocatore importante che ha saputo sostituire anche dal punto di vista proprio della presenza scenica Angelo Corsi. Bisogna dire che Corsi non è proprio l'ultimo arrivato come importanza tattica nella squadra del Cosenza, e dunque bisognerà cambiare delle pedine. E bisognerà forse alzare un po' l'asticella degli investimenti, questo sta al club. Io sono del parere che, l'unica cosa in cui dissento con Pippo, l'entusiasmo è destinato a crescere, perché il Cosenza in questo momento, lo ribadisco una volta, la partita del Cosenza è lo spettacolo più importante della provincia di Cosenza. C'è Pippo che ha seguito la squadra ovunque, se ne è reso conto forse più di noi e più di me, c'è un'energia quando il Cosenza gioca fuori casa, intorno, pazzesca, nel senso si giocano queste partite e tutta la città e 1 migliaio di persone seguono questa squadra ovunque, o Padova, o Benevento, quindi c'è una risorsa straordinaria. Secondo me questa cosa deve essere, il detonatore deve essere pigiato, perché questa squadra può diventare, secondo me, un outsider per il prossimo campionato. Ok, allora andiamo a vedere il Crotone. Crotone a Venezia. Ok. Se siamo pronti dalla regia, mandiamo subito le immagini della vittoria del... No, non lo so. Ah, le immagini. Eccole qua. Queste sono le immagini. Qui il presidente Tacopina nella dichiarazione di fine partita, era questo il mio intendimento. Sì, Pippo, adesso vediamo le immagini, poi ci parlerai di Tacopina, del presidente, che è stato abbastanza duro contro appunto i suoi giocatori, perché ha detto che questi giocatori non li verrebbe... È finito uno spettacolo disgustoso questa partita, ma come si vede il Crotone è un po' un organico. Vabbè, diciamo che poi il Crotone era sotto di un gol per 1-0 per un calcio di rigore realizzato da Domizzi, e allora poi è riuscito a prendere in mano il centrocampo, il Crotone, e alla fine insomma ha rifilato 4 gol ad un Venezia che per la verità l'ho visto molto in difficoltà. Questo è il gol di Domizzi, del difensore del Venezia, che porta in vantaggio la propria squadra. Comunque bisogna fare i complimenti al Crotone, perché sono stati 3 punti di fondamentale importanza. Al 22esimo poi è arrivato il pareggio di Barberis, poi c'è stato il gol molto bello di Benali, ancora Zanellato, e al 71esimo Benali che ha realizzato una doppietta. Alla fine poi di questa... Ecco, possiamo tornare in studio. Alessandro, ecco, andiamo in pubblicità, mi dicono, e poi parliamo del Crotone. Ok, allora, linea alla rete, Stella. Andiamo in pubblicità e continuate a seguirci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Stella, allora bentornati in studio. Ricordiamo alla regia di mettersi in contatto telefonico con il presidente del Rende Calcio, Fabio Coscarella. Benissimo, allora Alessandro, che cosa vogliamo dire di questo Crotone, di questa bella impresa? Salutiamo gli amici che ci seguono da Crotone. Una bella notizia, una grande vittoria di una squadra che ha una cifra tecnica molto diversa della posizione che occupa. Bravo Stroppa, perché è un allenatore che si è preso una bella rivincita, soprattutto brava la dirigenza del Crotone,
che ha mantenuto i nervi saldi in un momento davvero difficile, perché c'è stato un momento in coincidenza con la vittoria del Cosenza a Perugia. Ricordo che il Crotone perdeva a Brescia in maniera inopinata ed era davvero inguaiato. Invece hanno avuto sangue freddo e sono riusciti a tirare fuori questa squadra. Ora deve compiere la parte finale dell'opera, cioè tirare definitivamente fuori, però adesso dopo questa vittoria roboante e significativa, non tanto per il numero dei gol, per la importanza capitale, scontro diretto, quindi... Benissimo, allora Stella, abbiamo una telefonata? Vediamo se abbiamo una telefonata in linea. Sì, pronto? Oh, buonasera. Salve, buonasera Presidente, grazie per essere intervenuto. La parola a Franco Segreto. Grazie Presidente. Allora abbiamo seguito questa vittoria delle Rende a Viterbo, sembrava lì per un discorso playoff, poi è sfumata all'ultimo minuto, considerato anche che il Rende poi l'ultima di campionato riposerà. Comunque che campionato è stato, le prospettive, il futuro, la programmazione, e poi parleremo anche della rotonda che non è sul mare ma è la rotonda dietro il Lorenzoni. Sì, buonasera a voi. È stata una chiusura di campionato col botto. Finalmente siamo riusciti a concretizzare molto di più rispetto a tutte le altre partite. È stata la solita partita del Rende che ha dato da subito un ritmo elevatissimo alla gara, ha imposto il gioco molto aggressivo e per fortuna siamo riusciti a finalizzare le diverse occasioni che sono capitate, però siamo stati molto più freddi sotto porta, quindi chiaramente adesso incrociamo le dita e aspettiamo domenica che possa verificarsi qualcosa che ci consenta di fare i playoff. Presidente, allora parliamo un attimo di Modesto, rimarrà sulla panchina del Rende, visto e considerato che è andato via la scorsa settimana il direttore sportivo, quindi oltre all'allenatore presumo che debba restare Modesto, se non fosse altro per quello che è riuscito a fare, poi ci sarà l'ingaggio di un nuovo direttore sportivo, è così? Vedremo fine campionato, ma in questo momento siamo concentrati ad aspettare il risultato dei playoff, perché sarebbe per noi una grandissima soddisfazione poter rifare i playoff. E allora della rotonda cosa vogliamo dire? Perché mi hanno fermato un po' di tifosi preoccupati, dice forse il prossimo anno non c'è il filtraggio eccetera eccetera, dice puoi chiedere al Presidente quello che potrebbe essere o non essere, Presidente? Noi dovremmo, ripeto, come detto la scorsa volta, essere a brevissimo pronti con un'opportunità per la città di Rende che veramente possa dare un nuovo entusiasmo alla piazza, e chiaramente ci saranno degli stravolgimenti e magari la rotonda sarà ancora più bella con un prefiltraggio nuovo, con delle nuove soluzioni, quindi siamo in attesa di avere delle risposte importanti. Ho capito, insomma, c'è qualcosa, più di un qualcosa, se ho capito bene, insomma, con i miei capelli bianchi, che bolle in pentola. La cosa che ci fa enormemente piacere è che un altro anno il Rende sarà ancora ai nastri di partenza con squadre veramente importanti, e la Serie C diventerà di nuovo molto bella, con Bari, speriamo l'Avellino, che è vero. Dovrebbe essere lì a testa e quindi dovrebbe spuntarla alla fine, insomma, Regina, si ritorna ad avere una Serie C importante e per noi è un motivo di grandissimo orgoglio. Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport. Allora Presidente, che programmi per l'anno prossimo? Che tipo di squadra? Noi possiamo solamente programmare con la testa, poca tasca e molta testa, quindi ci sforziamo e continuiamo a fare quel lavoro egregio che ha fatto Franco Gagliardi da 2 anni. Non a caso Franco Gagliardi ha portato Minelli, che era un illustre sconosciuto perché era uno svincolato. Insomma, avete fatto un buon affare col Parma con Minelli, o no? Sì, ma abbiamo voluto anche assecondare l'opportunità del ragazzo, insomma, è meglio noi dobbiamo essere un laboratorio, noi dobbiamo essere un trampolino di lancio per tutti questi ragazzi che magari non hanno la visibilità che meritano e a Rende riescono ad esprimersi anche se sbagliano 1, 2, 3 partite. È il caso di Modesto che dopo 9 partite è rimasto alla guida della squadra, quindi noi abbiamo un altro tipo di fare calcio, quello di sposare un progetto
e dare la possibilità di esprimersi al massimo, sempre con la massima trasparenza e il perbenismo. Prima Alessandro la replica e poi Pippo Gatto. Quando non c'è più perbenismo o trasparenza non si può far parte della famiglia Rende. Presidente, a proposito di rapporti col Parma, io sono testimone oculare della trattativa della cessione di Minelli a Milano. Ho avuto il piacere di assistere ai minuti finali del suo Avevo fatto finta di non vederti. Vabbè, diciamo è il mio lavoro, quindi ero attento, insomma. Proprio con il Parma o con le società di A ci sono degli assi che si stanno consolidando, per esempio col Parma o con altre squadre? Per fortuna abbiamo un ottimo rapporto, abbiamo anche 2 o 3 calciatori dell'Inter con i quali abbiamo un ottimo rapporto, ma c'è un discorso importante da fare, che la rivoluzione che sta avvenendo in Lega Pro non consentirà più tutta questa elasticità tra squadre di Serie A e il resto del professionismo, perché soprattutto nel caso nostro ci sarà un limite ai prestiti, ma poi delle limitazioni importanti per quanto riguarda anche gli eventuali contributi, e quindi a quel punto le società dovranno veramente, senza andare ad allargare troppo, pescare in modo preciso, netto, e non si può sbagliare, perché superati 6 prestiti con le squadre di Serie A non si può più fare nulla, quindi si deve essere molto incisivi. Pippo Gatto. Presidente, complimenti comunque per la stagione, a prescindere di come andrà a finire. La domanda è unica: Modesto rimane? Ne parleremo a fine stagione, ripeto, adesso dobbiamo vedere i playoff, ci dobbiamo regolare se c'è la possibilità di disputare questi playoff, dopodiché si parlerà un po' di tutto, ma chiaramente ci stiamo guardando anche intorno. Cioè dovrebbe perdere il Cavese col Bisceglie con almeno un gol di scarto probabilmente. Purtroppo è brutto fare da spettatori. Sono l'unica previsione possibile per poter accedere. Ma più che altro basta che la Cavese non vinca il Bisceglie. Con un punto e quindi anche un pareggio purtroppo ci condanna. Esatto. No, basta un punto alla Cavese matematicamente. Sì, infatti, purtroppo sì, basta un punto alla Cavese e siamo fuori. Presidente, io volevo chiederti un'ultima cosa, perché c'è uno staff non indifferente, tutta ex gente che ha lavorato nel Cosenza Calcio, da Franco Gagliardi, oltre ad aver lavorato nella Regina in Serie A, ha fatto l'allenatore, eccetera, c'è una grande storia anche di panchina. Poi c'è Gigi De Rosa, che è anche il responsabile del settore giovanile, c'è Titti Branda, insomma, lo zoccolo duro in questo rende c'è. Abbiamo Mister Alberti. Mister Alberti pure, esatto. Calcio Cosentino, abbiamo la fortuna di avere tutte queste professionalità. Io volevo semplicemente dire un'ultima cosa che forse è stato enfatizzato poco, perché qualche collega maligno della carta stampata continuava a dire che non è presente, penso, perché da quelli che ho sentito assolutamente sono persone che sono molto obiettive e molto sempre precise nelle valutazioni. Ho sentito qualche collega che ha detto che il Rende deve fare del minutaggio l'unica fonte di redditività, perché col minutaggio si sostiene. Io volevo semplicemente confermare che i fatti a noi danno sempre ragione, nel senso che nelle ultime 3 partite, che il minutaggio non ha nessun valore, addirittura abbiamo giocato con 2 o 3 ragazzi in più, con 2,99 e un 2000. Domenica hanno esordito un 99, un 2000 il portiere, e chiudiamo sempre con 7-8 under, quindi penso che non sia un discorso di voler profittare di una situazione. Ognuno si assume la responsabilità di quello che scrive. E che una metodologia del Rende è quella di dare la possibilità ai ragazzi di scendere in campo e dimostrare se sono all'altezza. Solo questo che era un piccolo inciso, perché ripeto, e più volte hanno continuato a dire che al Rende giocavano i ragazzi per un discorso di autofinanziamento. Non è così, è una filosofia della società che ha voglia di dare. Benissimo, allora il Presidente ha chiarito questa sua posizione. Noi ringraziamo Stella, ringraziamo, in bocca al lupo. Grazie Presidente per essere intervenuto. Grazie e buona serata. Buona serata anche a lei. Buona serata a tutti. Grazie. Buonasera. E allora Stella, visto che il Presidente ha introdotto il discorso della Serie C, se siamo pronti dalla regia andiamo a vedere i risultati con la relativa... Prego, nel frattempo diciamo ad Enzolinenti preparare i risultati della C. Sul discorso dell'entusiasmo di Alessandro prima, nessuno mette in discussione che quest'anno c'è stato un grandissimo entusiasmo, e sull'anno prossimo l'entusiasmo non mancherà, come non è mai mancato, però molte volte, soprattutto tantissime volte, l'entusiasmo è alimentato dai risultati. Per fare risultati c'è bisogno di un buon organico. Chiudo la parentesi. Bravo Pippo, tu vai sempre lì, tu vai sempre
come si dice? così. La lingua sbatte dove il dente duole. Allora, andiamo a vedere questi Vediamo alla risultati. regia i risultati della Serie C. Vai Leonetti, eccoli qua. Ok, allora vi leggo subito i risultati della Serie C. Casertana Potenza 0-0, Cavese Catania 2-2, Matera Juve Stabia 0-3. Questo è a tavolino, eh? A tavolino, sì. Rieti Monopoli 1-1, Siracusa Catanzaro 1-0, Trapani Paganese 2-1, Vibonese Regina 0-2, Viterbese Rende 1-3, Francavilla Bisceglie 2-1. Vediamo se la regia ci manda anche la classifica di Serie C. Dovremmo avere anche la classifica generale. Al comando c'è sempre Juve che ha vinto, e l'abbiamo spiegato la volta scorsa. Ok, sì, infatti, come Franco ha già spiegato la volta scorsa, Juve Stabia ha già vinto. La vediamo al comando con 77 punti, a seguire Trapani 73, Catania 64, Catanzaro 61, Potenza 54, Francavilla 52, Regina 49, Monopoli 48, Casertana 48, Cavese 47, Rende 47, Viterbese 45, Vibonese 42, Sicula Leonzio 42, Rieti 38, Siracusa 35, Bisceglie 26, a chiudere la classifica Paganese con 20 punti. E saranno Paganese, Alessandro e Bisceglie che andranno ai playout. Nella Paganese c'è Mister R, il nostro amico Alessandro. Sarà una partita, saranno due partite secondo me difficili da decifrare, toste, arcigne come le due squadre. Poi Erra non è un novizio, quindi sa come affrontare queste sfide. Poi parleremo anche della parte alta e andiamo a vedere, ecco, Pippo vuole dire qualcosa prima di andare a vedere il servizio che ci ha confezionato la redazione sportiva. Un dato di fatto, perché la Regina non ha 49 punti ma ne ha 52. Virtualmente. No, sono reali, perché l'ultima partita... Vabbè, ma ancora non l'abbiamo giocata. L'avrebbe raggiunto poi... No, a 52 punti significa avere il settimo posto matematico. Nessuna squadra può raggiungere la Regina, perché ne hanno 48, posso arrivare massimo a 51. Settimo posto matematico significa la partita dei playoff in casa, settima contro ottava, che può essere o Monopoli o Casertana. E ti ho detto una chicca e un anticipo in assoluto, quindi a Reggio c'è festa, perché il 12 maggio giocheranno in casa. Festa su festa, perché avrebbe dovuto incontrare il Matera, così come per la Juve Stabia, e quindi i 3 punti, come diceva giustamente Pippo, sono dopo. E allora andiamo a vedere la Serie C, Enzo Leonetti, grazie. Non è arrivato ancora la Serie C. Regia. Benissimo, allora Alessandro Russo, vogliamo parlare delle zone alte, visto che ha letto la classifica Testè, la nostra stella battaglia? Sì, le zone alte sono belle definite. No, quelle che vanno ai playoff, le più importanti. Ma sicuramente la posizione in classifica del Trapani, del Catania e del Catanzaro prelude ad una sfida importante e decisa per la Serie B. Sono le 3 squadre che hanno conteso alla Juve Stabia lo scettro in un certo senso, anche se la Juve Stabia poi ha arretrato solo in una certa parte del campionato. Poi potrebbe anche esserci un outsider, la Regina sogna di esserlo per esempio, outsider, bisognerà vedere se riuscirà a farcela, perché non è mai semplice, anche se la squadra ha nomi, ha qualità e soprattutto ha un ambiente sportivo sicuramente da B, se non da A, quando vuole. Pippo, tu hai detto già della Regina, inquadriamo invece le altre formazioni che andranno nei playoff. Il Catanzaro che ieri ha rallentato con 2 rigori. Sì, è scontato che ha mandato alle ortiche. Che il Trapani è al secondo posto e bisogna vedere fra Catania e Catanzaro chi si gioca il terzo posto. Comunque riposeranno la terza e la quarta nei playoff, riposeranno quindi sia Catanzaro che eventualmente il Catania riposeranno nel primo turno dei playoff. Significa che potranno un po' gestire al meglio gli organici e i discorsi sono più o meno fatti. Anche stesso discorso vale per la Juve Stabia, che con una settimana di anticipo era salita per il semplice motivo che ha incontrato il Matera, ha preso 3 punti a tavolino. Il discorso da fare al limite è quello che si anticipava prima, che diceva il presidente Coscarella, sulla regolarità di determinate iscrizioni nel campionato, perché alla fine quando il presidente della FIGC dice che quest'anno non ci saranno retrocessioni, non ci saranno ripescaggi e ci saranno le squadre più organizzate, rimarranno nei campionati, non ci saranno retrocessioni per il semplice motivo
che è determinata la retrocessione per il semplice motivo che non ci saranno i ripescaggi. A questo punto c'è un po' da riflettere su come e perché si debba continuare la Serie C a 60 squadre, 3 gironi da 20. Grazie Pippo. Stella, dovrebbe esserci una locandina in regia, vediamo se riusciamo a farla vedere. Se riusciamo a far vedere ai telespettatori la locandina. Lo sport e bellezza. Alessandro Russo sarà il relatore, Alessandro, no? Sì, converserò con Gennaro Tutino e Gigi De Rosa sullo sport e bellezza, l'invitato di Castione Cosentino alle ore, vogliamo dire quando? Stasera? Alle ore 18, stasera alle ore 18, quindi sarà l'occasione per incontrare i supporter, soprattutto per discutere su questo tema così semplice e sofisticato. Lo sport e bellezza, chi meglio di Tutino, anche di De Rosa, Gigi De Rosa, una vecchia alla destra, oppure un libero olandese, lo possiamo ricordare anche come libero. Ma sai che ieri sera, guardando un attimo poi la partita, vedendo su Fazio, c'era Allegri che ha presentato il suo libro, hanno fatto vedere tutti i gol di Allegri dal Pescara. In quel Pescara ho visto da lontano Gigi De Rosa, che giocava con Allegri nel Pescara dell'epoca. Gran classe, Galeone. Sì, gran classe, grande tecnica, insomma poi De Rosa ha fatto vedere delle grandi giocate, poi lo ricordo anche in una fase che giocava da libero. Lo volle Di Marzio, quindi fortissimamente. Un giocatore validissimo, straordinario, molto attaccato anche al Cosenza, tecnicamente molto dotato, avremo modo di discuterne. Ok, allora grazie, lo ricordiamo a tutti, all'anfiteatro di Castiglione Cosentino alle 18, Sport e Bellezza con Gennaro Tutino, Alessandro Russo e l'ex giocatore del Cosenza, attualmente dirige il settore giovanile del Rende, Gigi De Rosa, che salutiamo, sperando di averlo qui con noi prossimamente. Allora Stella, vogliamo andare a vedere il prossimo turno della Serie B, se ce lo mandano? Sì, vediamo se la regia lo manda nella schermata, così da poterlo leggere ai telespettatori. Prossimo turno B. Allora, cominciamo ad introdurre questo... Vediamo un attimino. Due squadre, le calabresi giocheranno in casa, vai. Ok, benissimo. Abbiamo Brescia e Ascoli, Carpi Cremonese, Cosenza Venezia, Crotone Benevento, Foggia Salernitano, Verona Livorno, Padova Lecce, Palermo Spezia, Perugia Cittadella. E in questo turno riposerà il Pescara. Allora, Alessandro, Cosenza Venezia e Crotone che giocherà in casa contro il Benevento, che ha rifilato 4 gol al Cosenza. 4 li ha fatti il Crotone al Venezia, che sarà ospite al Marulla sabato alle 15, giocheranno entrambe allo stesso orario, allo stesso giorno, cioè sabato, 1° maggio, chiedo scusa. 1° maggio, mercoledì. 1° maggio, mercoledì alle ore 15. Manca un punto al Cosenza per la matematica salvezza, dovrebbe succedere l'inenarrabile nei confronti dei lupi, ma è meglio farli i punti che aspettare l'esito delle altre gare. C'è da dire che il Venezia, se non è all'ultima chiamata quasi, l'orizzonte del play-out è abbastanza vicino, ma non si sa mai, e quindi il Venezia proverà magari a vincere. Di fronte avrà un Cosenza animato di grandissime motivazioni, all'ultima in casa, di una squadra che ha fatto cose straordinarie, che ha una forza tecnica ed emotiva non da poco e che vorrà a sua volta vincere, quindi con il Cosenza che cercherà i 3 punti, ma anche 1. Dall'altra parte questo Crotone Benevento è una classica, 2 squadre molto dotate tecnicamente, il Crotone ha briglia sciolta, Benevento idem. Crotone deve fare dei punti importanti perché adesso ha in mano il proprio destino e può chiudere questa piccola cavalcata, perché come era presa per il Crotone nel mese e mezzo scorso, adesso è un grande risultato. Pippo, allora, siccome ci dicono che hanno recuperato il servizio della Serie C, poi ce l'hanno chiesto in tanti per vedere i gol, dimmi qualcosina su questo Cosenza-Venezia, quindi da una parte 2 veterani, diciamo, della panchina, no? Da una parte Braga, dall'altra Cosmi, e poi di Crotone e Benevento. Beh, sentire le dichiarazioni di Cosmi, che praticamente non era quasi un funerale, ma era un po' giù per il fatto che diverse mancanze di squadra provano a recuperare qualche giocatore, ma quello che è su tutto è il presidente Acopina, che non ha assolutamente digerito non solo i 4 gol, ma tutta la stagione, dicendo addirittura che dovunque si giocherà la prossima stagione, B o C, il Venezia, lui farà piazza pulita, smantellerà completamente chi ha vicino, sia giocatori che staff. Questo la dice lunga su come un po' si è stato vissuto avverso questo campionato. Bisogna stare attenti perché quando
si strepita, alla fine può succedere qualcosa. Il Cosenza ha bisogno del 12° uomo in campo, mercoledì tutti quanti bisogna andare al campo, sostenere la squadra, perché è di vitale importanza chiudere subito la stagione, anche perché l'ultima con la Salernitana con l'acqua alla gola ha bisogno di punti, si va a giocare una partita importante, ma bisogna chiuderla subito e fare festa al Marulla con una partita d'orgoglio, una partita come sa fare il Cosenza. Bisogna esserci in tanti allo stadio e bisogna andare a tifare Cosenza. Benissimo. E allora, Stella, visto forse che hanno recuperato. Sì, hanno recuperato il servizio della Serie C, lo vogliamo mandare in onda? Grazie. L'obiettivo sembrava sfumato soltanto qualche settimana fa, poi con il ritorno di Roberto Cevoli in panchina, la Regina ha saputo ritrovare serenità e risultati, riuscendo a rientrare in zona playoff. Il successo nel derby con la Vibonese ha sancito l'accesso agli amaranto di spareggi promozione e estromesso definitivamente i rossoblu di Orlandi, che chiuderanno la stagione a Potenza dopo aver dilapidato nell'ultima fase occasioni importanti. In una gara piacevole e abbastanza equilibrata, la Regina ha trovato l'accelerazione decisiva poco dopo la mezz'ora. Il vantaggio è arrivato grazie alla discesa di Salandria e alla sfortunata deviazione di Maciucca, che ha messo fuori causa Mengoni. Dopo soli 4 minuti, dal tentativo di Bellomo è scaturito il raddoppio siglato da Dumbià, bravo ad approfittare delle incertezze a difesa di casa per andare a rete. L'1-2 ha rinsaldato le certezze della Regina e freddato la Vibonese, che non è riuscita più ad abbozzare una reazione in grado di mettere in discussione il risultato. Per il Catanzaro continua la relazione complicata con i calci di rigore. Un penalty fallito a Castellammare ha cambiato il corso della stagione. I due, parati ieri dal portiere del Siracusa Crispino, hanno forse compromesso la rincorsa al terzo posto, nonostante il pareggio del Catania a Cava dei Tirreni. A decidere l'incontro il colpo di testa di Vasquez su assist di Suaré, poi le 2 occasioni sprecate dal dischetto, le conclusioni di Fischnaller prima e Bianchimano poi, che l'estremo difensore siciliano ha neutralizzato, diventando l'eroe di giornata. È una vittoria che sa di beffa quella del Rende a Viterbo, un successo netto che non basta però ai biancorossi per accedere ai playoff. I 47 punti conquistati sono ormai definitivi, perché la squadra di Modesto riposerà nella prossima giornata e molto probabilmente sarà affiancata o superata da altre formazioni. Chiude comunque in bellezza il Rende al termine di un campionato che nel girone d'andata aveva fatto sperare in un finale diverso. Di Leveque il gol del vantaggio dopo soli 4 minuti. Ottimo l'inserimento del calciatore biancorosso. Immediato il pareggio dei laziali con l'azione insistita di Zerbin, che batte Borsellini. Al quarto d'ora la rete di Borello, lanciato alla perfezione da Aua per il 2-1. L'ex Crotone concede il bis a inizio ripresa su assist di Vivacqua, siglando la terza rete ospite. La gara continua ad essere vivace, ma il risultato non cambia fino al 90°. Ringrazio Gianluca Pasqua per il servizio e la parola a te, Franco. Sì, abbiamo visto tutto, grazie a chi ha recuperato il servizio e naturalmente volevo ridare la parola ad Alessandro, dopo che Pippo aveva fatto questo invito al popolo rossoblu di fede cosentina, ma anche di fede tifosi del Crotone, perché ci saranno queste 2 partite importanti. Il Crotone in casa contro il Benevento ha bisogno necessariamente della vittoria, e del Cosenza contro il Venezia. Alessandro, a chiudere. Sì, una partita che non ha bisogno di stimoli, perché è chiaro che si chiude un grande campionato, il pubblico di Cosenza è stato protagonista, la squadra è stata protagonista, e quindi i 2 protagonisti non possono mancare ad un evento come questo. Benissimo, chiudiamo questo capitolo dedicato al calcio cosiddetto minore, che poi minore non è, per una serie di motivi, facendo i complimenti alla squadra del San Luca, anch'essa promossa in eccellenza, perché è la squadra che ha segnato più gol in una stagione nella storia del calcio italiano, ben 134. Complimenti ai ragazzi del San Luca. Ok, allora ci associamo pure noi ai ragazzi del San Luca. È stata una trasmissione importante con grandi contenuti. Alessandro, vogliamo ringraziare Carlo Laudisa, la prima firma della Gazzetta dello Sport, nonché responsabile del calciomercato appunto della Rosia, Carlo Sembalo, l'attaccante del Ferraro della Morrone, e naturalmente io vado a ringraziare Alessandro Russo. Grazie Franco. E per il suo apporto alla nostra trasmissione, Pippo Gatto di nuovocosenza.com per il suo apporto. Grazie. Vi do appuntamento a venerdì alle 16:30. E grazie naturalmente a Stella Battaglia, noi ci rivedremo lunedì prossimo. Da parte di Franco Segreto è tutto, arrivederci. Grazie, arrivederci.